Bassano è un'isola felice sotto il profilo della criminalità. Parole del prefetto di Vicenza nella sua prima visita ufficiale fuori dal capoluogo, che capita proprio dalle parti del Ponte degli Alpini. Neanche il tempo di illustrare questa bella medaglia e già arriva la prima rissa in centro storico con bottigliate, ceffoni e qualche contuso. Passa qualche giorno e una banda, evidentemente inconsapevole di trovarsi in un'isola felice, blocca via Jacopo da Ponte con le fioriere e cerca di abbattere la vetrina della boutique Cenere per fare man bassa di capi di marca. A questo punto qualcuno in città inizia a dubitare del fatto che l'isola sia così tanto felice e mentre cittadini e commercianti dubitano, i ladri entrano in azione ancora una volta. Già perché nottetempo i soliti ignoti hanno forzato le due porte d'ingresso della pizzeria Trattoria alla Veneziana, che sorge fra il ponte e Piazza Montevecchio. Nel sacco sono finiti i soldi del fondo cassa, cui vanno aggiunti i danni causati durante il blitz. Della vicenda sono stati subito informati i carabinieri della compagnia di Bassano, che ora indagano sui fatti. Quel che colpisce di più nel salotto buono bassanese è che anche questo colpo è stato messo a segno nel cuore della città. Una città che si scopre improvvisamente vulnerabile e soprattutto appetibile per le molte bande specializzate in furti, spaccate e razzie varie ai danni di case e attività commerciali. Le forze dell'ordine fanno come sempre un lavoro esemplare, portando avanti un'opera di prevenzione e contrasto della piccola criminalità. E quindi è plausibile che la bella Bassano non sia diventata improvvisamente una suburra in balia di malintenzionati, come è plausibile anche che prima non fosse una città delle fiabe. È semplicemente una città come tante altre in questo Veneto che sta cambiando, dove è consigliabile chiudere a chiave la porta di casa quando si va a dormire e dove è meglio non sventolare troppo la bandiera dell'isola felice, ovvero l'isola che non c'è.